Sapete qual è la destinazione che è cresciuta maggiormente quest'anno, destinazione turistica? In Veneto, le colline del Prosecco. Le colline del Prosecco quest'anno sono quelle che hanno performato meglio l'incremento di turisti. Crescono più che a Venezia i turisti sulle colline del Prosecco. Un dato che il presidente del Veneto ha sottolineato ieri a Valdobbiadene parlando di opportunità economiche alternative al Prosecco. Un prodotto peraltro che continua a crescere stando agli ultimi dati. Oggi esportiamo, vendiamo, non esportiamo, buona parte ne esportiamo, 540 milioni di bottiglie di Prosecco, è perché qualcuno negli anni duri, quando non si guadagnava, comunque continuava a farlo lì quel vino. A questo però, ha sottolineato il presidente, vanno sommate le altre produzioni trevigiane e venete, un vero e proprio tesoro da far fruttare. Provincia di Treviso 130 prodotti tipici, Veneto 350 prodotti tipici, l'Italia 4500 prodotti tipici, un intero giacimento gastronomico. Vi dico questo non per farvi notare che so i numeri, ma per dirvi un'altra roba, che la prima industria in Veneto, a dispetto di quello che si possa pensare, è il turismo. Un settore che tra queste colline sarà ulteriormente incentivato con l'UNESCO. Arriverà l'UNESCO, quest'anno saremo ad Astana o Astana, chiamatela come volete, in Kazakistan, per cercare di portare a casa questo riconoscimento. Ve lo dico perché questi ragazzi qua hanno una grande opportunità, le famiglie e tutti i cittadini che sono qui, i cittadini del territorio. Vi do solo un dato delle Langhe, le Langhe è patrimonio dell'umanità, è un territorio del vino, ha decuplicato le presenze turistiche, ma se noi qui decuplichiamo le presenze turistiche, bisogna andare a campeggi ragazzi, bisogna portare le tende.